Ok, buongiorno, tutto ok con voi? Sì? Buongiorno, ok. Possiamo iniziare il nostro culto. Oggi sarà un culto, come già avete percepito, con tanta musica, lode, adorazione, ringraziamento al nostro Dio e vogliamo vivere questo. Tu che sei a casa oggi, tu non potrai essere qui oggi ad adorare il nostro Dio, ma a casa tu puoi fare questo. E quanto è prezioso aprire la nostra bocca, adorare Dio. La gente può dirti, ma tu sei un pazzo cantando da solo? No, io sto qua per adorare il nostro Dio, il mio Dio. E questo Dio in modo personale è stupendo, questa cuore con la gratitudine. Apriamo le nostre Bibbie, Salmo 150. Se tu non sai dove è Salmo 150, basta andare in Proverbi 1 e girare una pagina indietro. Salmo 150. E leggiamo questo Salmo che parla di lode, di adorazione ao grande Dio, o nostro grande Dio. Salmo 150. Alleluia, lodate Dio nel suo santuario. Lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Lodatelo per le sue gesti. Lodatelo secondo la sua somma grandezza. Lodatelo con il suono della tromba. Lodatelo con il salterio e la cetra. Lodatelo con il timpano e con le danze. Lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto. Lodatelo con cembali risonanti. Lodatelo con cembali squillanti. Ogni creatura che respira, lode il Signore. E come finisce con l'ultima parola? Alleluia. E siamo qua oggi per lodare a questo nostro grande Dio. E quanto è prezioso essere insieme come Chiesa, come popolo, a lodare il nostro Dio. Preghiamo, iniziamo questo momento con la preghiera. Nostro Padre, grazie perché possiamo in questo momento avere questa libertà, lodarti, avere la gratitudine, avere questo desiderio, avere questo sogno. Era una cosa impossibile per noi stare alla tua presenza. Tu che sei il grande Dio, il potente Dio, l'unico Dio. E era impossibile per noi esseri umani arrivare alla tua presenza. Era impossibile per noi stare davanti a te, pregare, lodarti. Era impossibile per noi parlare con te, ma oggi no. Perché Cristo Gesù è morto sulla croce, ha portato i nostri peccati. E adesso, Padre, abbiamo la libertà e questa via di arrivare a te e parlare con te e avere con te, oh Dio, un rapporto di amicizia, un rapporto di un figlio con un padre, un rapporto presente, personale con te. Grazie. E perciò che siamo oggi qua, oh Padre, a lodare il tuo nome. E che privilegio stare con la tua Chiesa. Che privilegio vivere questa esperienza. Tante volte possiamo dire, ma fa caldo. Fa. E grazie per questo. Noi abbiamo questo privilegio. E possiamo offrirti questo culto adesso, Padre. Grazie. Questo culto è lode, adorazione a te. Solo a te. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? Possiamo stare in questo momento di lode, di adorazione, cantare, aprire la nostra bocca e offrire questo momento al nostro unico e eterno Dio. Amém, Chiesa? Amém. Cantiamo, adoriamo. Alleluia. È la lode, l'adorazione al Signore. È ricordare, no? Di quello che Lui è, di quello che Lui ha fatto durante la settimana. È la risposta di tutto ciò che Lui ha fatto, di tutto ciò che è successo durante la settimana con noi. E quindi noi abbiamo l'opportunità adesso, insieme all'assemblea, insieme ai nostri fratelli, di esporre, celebrare il nome di questo Dio meraviglioso che è con noi e che fa ogni giorno nelle nostre vite. Amen? E noi possiamo cantare con gioia, ricordando della parola del Signore che è meravigliosa nelle nostre vite. Amen? Abbiamo le mani. Para
Signore. Perché io non ho paura, perché Lui è con me. Amém? Lodiamo il nome del Signore. Non voglio perdere, di nulla sono degno di quello che hai per me. Con la tua forza, Dio, timore non avrò. So che il debole farà il vincitore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Di un piccolo pastore tu hai fatto un re. La mia vita io consegno te, Signore, e insieme a te, senza paura, vittorioso sono nel nome del Signore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia insieme. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Alzerò la voce, griderò e poi lo loderò. Il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù. Alzerò la voce, griderò e poi lo loderò. Il suo nome solo innalzerò. Gesù. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti Con fiducia nel Signore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Affronterò i giganti con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Alleluia al tuo nome, Signore. Alleluia al tuo nome, Signore. E noi affrontiamo i giganti con fiducia nel Signore. E io vedo che la vittoria è del Signore è in nome di Gesù. Perché la mia fiducia è in Lui. E la mia forza e la mia allegria viene dal Signore. Celebriamo il Signore. Vedo che la vittoria del Signore, Cantiamo insieme? sta arrivando qua in mezzo a noi. La Chiesa si fidò, la Chiesa profetizzò e la vittoria viene nel nome del Signore. Vedo che la vittoria del Signore
Cristo è il Signore. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Vedo Dio presente in mezzo a noi, operando nei nostri cuori. Non possiamo noi dubitare, dobbiamo in Lui riposare, perché e la vittoria è nostra nel nome del Signore. Alleluia. Questa casa sarà chiamata casa di preghiera. Alleluia. Questa casa sarà chiamata casa di lode. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Signore, noi siamo qua davanti a Te in questa domenica, riuniti, Signore, nella Tua Chiesa, in questo spazio che ci serve, Signore, come tempio di adorazione a Te, Signore. Abbiamo già parlato, confessato tante robe, Signore, e soprattutto che Tu sei il nostro Signore, oh Padre. E veramente lo è, Signore, perché è solo a Te che Ti serviamo, Signore. È solo a Te che adoriamo, a Dio. Per questo riceve adesso, Signore, la nostra lode, oh Padre, e sei con noi tramite il Tuo Spirito Santo, Signore. Parla con noi in questa mattina, oh Dio, al profondo del nostro cuore, oh Padre, nel nome santo del Tuo Figlio e il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, Signore. Amen. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno al Re, la sua voce, la voce sua si udrà. Il male tremerà, il male tremerà, oh yeah. Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vedrà che grande Dio,
Tu sei degno di lode. Il mio cuore canta, Il mio cuore canta a te. Sei grande. tutto sei. Tutto sei per me. Signore. Tu sei degno di lode. Il mio cuore canta, Il mio cuore canta a te. Sei grande. Dio grande Dio. Canta che Dio grande Dio. E si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Alleluia. 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 sei degno. Degno sei. Alleluia. 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 Degno sei. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. E finisce la chiesa. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Alleluia, Signore, il tuo nome, Padre. In nome di Gesù, grazie, Padre. Potete sedervi. Quanto è prezioso, Padre, offrirti lode e adorazione. Quanto è prezioso, Padre, offrirti questo momento a te. Tu sei il grande Dio e a te tutta la lode e adorazione. Amém, Senhor. Amém? Adesso c'è il nostro coro Agape, che stiamo iniziando, partendo. Eu já penso que já sono da 4 mesi più o meno, no? E è prezioso vedere questo gruppo che si impegna ogni venerdì. 7 mesi, è prima di Natale, esatto, wow! E Dio sta facendo delle belle, delle grandi cose qua in mezzo a noi. E noi vogliamo continuare a proclamare la gloria del nostro Signore, questo grande amore di Dio. Se tu vuoi cantare di questo coro, parla con Rubens. Ogni venerdì facciamo le prove qua. E stiamo già adesso cominciando a preparare per Natale. E vogliamo veramente a Natale fare un grande evento, incontro, non solo qua a Treviso, ma dalle altre parti, per proclamare la gloria al nostro grande Dio. Perciò oggi possiamo vedere questa lode e adorazione al nostro Dio con coro, così, non una buona visione, ma una buona adorazione a Dio.
grazia mi ha salvato con grande compassione. La tua fedeltà, tuo amore non cambieranno mai. E ora sono tuo. Cantiamo! Tua grazia mi ha salvato. Abbiamo il testo là. Possiamo cantare insieme? Sì o no? Possiamo? Un grande coro? Tua grazia. 1, 2, 1, 2, 3. Tua grazia mi ha salvato con grande compassione. La tua fedeltà, tuo amore non cambieranno mai. Vedo la tua gloria, vedo la tua gloria. Facciamo così. Tua grazia mi ha salvato. Cantiamo insieme. Tua grazia mi ha salvato con grande compassione. La tua fedeltà, il tuo amore non cambieranno mai. Vedo la tua gloria, vedo la tua gloria. E ora sono tu. Le donne con tutto il mio cuore, con tutto il mio cuore. Canterò il tuo amore, canterò il tuo amore, canterò il tuo amore, canterò il tuo amore. Alzo la voce, lode e ti do gloria. Canterò il tuo amore, canterò. Questa parte è più bella, possiamo cantare più grande delle montagne, profondo come il mare. Cantiamo. Più grande le montagne, profondo come il mare, più degli oceani, è il tuo amore per me. Più grande le montagne, profondo come il mare, più degli oceani, è il tuo amore per me. Più grande le montagne, profondo come il mare, più degli oceani, è il tuo amore per me. Più grande le montagne, profondo come il mare, più degli oceani, è il tuo amore per me. Più grande le montagne, profondo come il mare, più degli oceani, è il tuo amore per me.
prezioso sentire l'adorazione al nostro Dio. Se tu vuoi, pastor, ma io non so cantare, vieni. Dio può usare la tua vita assim. E abbiamo fatto una prova qua. Se o pastor Sandro riesce a venire a cantare, anche tu puoi. Não, è un miracolo. Una battuta. Io e o pastor Sandro abbiamo una buona amicizia, perciò posso fare questa battuta con lui. Ok, quanto è prezioso. Puoi venire, puoi parlare con Rubens e speriamo che per Natale possiamo avere un grande coro ancora più grande e adorare il nostro Dio. Amém. Stiamo camminando sulle chiese di Apocalisse e oggi stiamo affrontando, camminando con delle chiese, come posso dirvi, molto simili alla nostra. Molto simili alla nostra e ci sono delle caratteristiche stupende in questa chiesa che noi vogliamo vedere oggi. La chiesa di Filadelfia. Sembra che è una delle poche chiese che Gesù non prende pell'orecchio, ma vede questa chiesa che stava crescendo e proclamando la grandezza del nostro Dio. E questo ultimo cantico, anche il cantico che ha fatto o grupo musicale, è prezioso vedere o grande Dio, è questo grande Dio che faceva parte di quella chiesa. E è questo grande Dio che fa parte della nostra storia. E noi dobbiamo adorare e riconoscere soltanto a questo grande Dio. E è questo grande Dio che ci inserisce delle battaglie, delle difficoltà molto più grandi di noi, in modo che noi possiamo vedere il grande Dio. Perché se le battaglie sono piccole, noi non possiamo percepire il grande Dio. E questo grande Dio che è fedele è quello che noi dobbiamo esaltare come chiesa e lodare come chiesa. Leggiamo questo brano, Filipensi. Apocalisse 3, 7 a 13. E come abbiamo parlato domenica scorsa, era Gesù che arriva con Giovanni e comincia a dettare le parole di questa chiesa. E è Gesù che parla. Così Gesù arriva a Giovanni e dice all'angelo della chiesa di Filadelfia, che cosa Gesù ha detto? Oh Giovanni, scrivi lì, puoi scrivere. Ossia, io comincio a vedere questa immagine di un Gesù che arriva davanti a Giovanni e dice, scrivi, scrivi. E perciò questo Gesù arriva lì all'angelo della chiesa di Filadelfia e scrive. Queste cose dice il santo. Come si presenta Gesù? Il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai renegato il mio nome. Ecco, io ti do alcuni della sinagoga di Satana, ai quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io le porrò come colonna nel tempio del mio Dio, e degli non ne uscirà mai più. E scriverò su di lui il nome del mio Dio, il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso il mio Dio, il mio nuovo nome. Chi ha orecchio? Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Nosso Padre, quanto è prezioso leggere una parola tua, quando Gesù stava parlando questo alle chiese. Misericórdia e grazia su di noi. Ascoltare, parlare e vivere questa esperienza con te, nel nome di Gesù. Amém, Signore. Quali le parole per te sono state più forti qua? Quale frase o parola? Chi ha orecchio, ascolti. Io vengo presto. Sei pronto? Gesù sta arrivando. Abbiamo parlato domenica scorsa che è mezzanotte. Io vengo presto. L'altra frase, l'altra parola. Tieni fermamente. Esatto. Sia saldo. O grande segredo di questa chiesa qual era? Loro servivano il grande Dio. E o grande segredo della chiesa di Filadelfia è che loro adoravano e servivano l'unico e vero Dio.
La differenza di questa chiesa è che era una piccola chiesa, ma è una chiesa che riconosceva il grande Dio, adorava il grande Dio. Perciò che le parole erano più dolci a questa chiesa delle altre chiese. Filadelfia non era come Efeso, neanche come Esmirna. Era una piccola città. Esmirna e Efeso erano città grandi, importanti. Ma questa era una chiesa piccola, era una chiesa di passaggio. Ossia, la gente veniva dall'est, andava all'ovest, passava per Filadelfia, e veniva dall'ovest, andava all'est e passava per Filadelfia. Era una chiesa, un luogo di passaggio, e lì era inserita questa piccola chiesa. Perciò la grande caratteristica di questa chiesa è che era una piccola chiesa che sembrava piccola agli occhi umani, ma aveva una grande potenza di Dio. È quello che vediamo di questa chiesa. E è interessante vedere come Dio fa con la nostra chiesa, con la nostra vita. È Dio che inserisce delle grandi difficoltà per noi, in modo che noi possamo vedere il grande Dio e adorare il grande Dio e non riconoscere gli esseri umani come degno di adorazione, di lode o di riconoscimento. Ma è Dio. Qual è stato il grande combattimento nella tua vita che Dio ha fatto miracolo? Ti ricordi? Qual è stato il grande combattimento che noi come Chiesa já abbiamo vissuto in questi 20 anni? Ti ricordi? Tantissimi. E la Chiesa sempre crescendo, perché era una Chiesa e è una Chiesa che dipende di Dio. Interessante che la seconda canzone che avete scelto, no? Avete parlato dei giganti lì. E questa Chiesa qua affronta dei giganti sempre e deve affrontare. La Chiesa non è morta, è viva. La Chiesa di Filadelfia affrontava dei giganti sempre, ma credeva in questo grande Dio. E quando stavo leggendo questa storia, stavo preparando questo messaggio, stavo mi ricordando di due storie molto belle. La storia degli spie e la storia di Davide. Leggiamo Numeri, capítulo 14, 7 a 9. Numeri 14, 7 a 9. E parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele. E o paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, molto buono. E che cosa dice dopo? Se o Signore ti è favorevole, ti farà entrare in quel paese e te lo darà. È un paese dove scorre o latte e miele. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo del paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata. Il Signore è con noi e non li temete. In quel momento c'erano 12 spie che sono andati a vedere la terra e hanno detto la stessa cosa. Il popolo è grande, il popolo sono dei giganti. Sarà impossibile di entrare, diceva questi 10. Ritorniamo all'Egitto, ma questi due spie che cosa hanno detto? Il popolo è gigante, il popolo è grande, sarà impossibile per noi entrare, ma se Dio è con noi, faremo il nostro pascolo. Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? E è questa la esperienza di Filadelfia, era questa la esperienza di Giosuè e Caleb, è questa la nostra esperienza, Chiesa Battista Agape, è di avere dei giganti davanti a noi, ma in quel momento è per affrontare. Se Dio è con noi, andiamo. Andiamo, e è questa esperienza di Filadelfia, perciò che Gesù porta, io ti conosco le tue opere, io conosco le tue opere, chi ha le chiavi sono io. Eu posso aprire e posso chiudere. Io ho il potere, io sono santo, io sono veritiero. E noi dobbiamo credere in questo Dio e non credere in quello che noi vediamo con gli occhi umani, ma credere in un Dio che fa dei miracoli nella potenza del Signore. Prima Samuele 17, 45 a 47. Allora Davide rispose ao filisteu: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi, chi farà questo? Oggi il Signore ti darà nelle mie mani, io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso il cadavere dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Questa piccola chiesa era una chiesa di fede, questa chiesa di Filadelfia. Questa piccola chiesa Battista Agape deve essere una chiesa di fede.
Se tu vuole sentire o l'abbraccio e sostegno do Signore, è la fede, e não spaventar-te com i giganti che ci sono in mezzo a noi, o intorno a noi, o quelli che vogliono distruggerci. Perché o Signore ti darà. É o Signore che fa i miracoli. É questo che noi dobbiamo credere come Chiesa. Perciò che Gesù, come o veritiero, è questo che non ci inganna mai. È Lui che è la verità. Gesù veritiero che dice: io ho le chiavi. Io sono con voi. Io sono in mezzo a voi. E se questa Chiesa non dipende do Signore, non è più una Chiesa. É qualsiasi organizzazione, ma non la Chiesa che dipende do Signore. Io sono in mezzo a voi. E tu credi che Gesù è qua in mezzo a noi? Amém, Chiesa? Um Jesus veritiero que te porta sicurezza, sostegno. E quando que eu avrò sicurezza? Quando c'è o pericolo. Quando c'è o pericolo, eu avrò la sicurezza nel mio Signore. Quando que eu avrò la fede? Quando c'è l'impossibile davanti a me. É lì che si manifesta la fede, non è quando io cammino con i miei occhi. È lì che c'è la fede. È lì che io devo aggrapparmi al Signore. Perciò che il Signore mi inserisce in tante situazioni impossibili. E quando ho vinto quella situazione impossibile, posso dire: c'è un Dio in mezzo a noi. Tu già hai passato delle situazioni impossibili ai tuoi occhi? Sì o no? Sei qua. Chi ti ha sostenuto? Dio. La Chiesa lo sa, sono andato in Brasile per un'emergenza, sono tornato e voi non potete immaginare le cose che stanno già succedendo, perché ha consegnato al Signore. È il Signore che fa i miracoli. E quando viene una situazione dei giganti per te, dell'impossibile, è lì che tu devi inserire la tua fede nel Signore. La Chiesa di Filadelfia era così. Perciò io ho le chiavi. E è interessante che Gesù, che parla che avere le chiavi, ha parlato anche con Pietro di questa storia. Anche Matteo 16, 18 e 19, anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno. Chi ha il potere? È Gesù. E dove Gesù manifesta il suo potere? Tramite la chiesa. Le porte dell'Ades non resistono alla chiesa che avanza. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto quello che legherai in terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierai in terra sarà sciolto in cielo. Noi abbiamo ricevuto l'autorità di Gesù, ma l'autorità per affrontare e vincere. L'autorità per essere vincitori in Cristo Gesù. Noi abbiamo l'autorità. O problema di una chiesa è quando ha paura. O problema di una chiesa è quando ha vergogna del Vangelo. O problema della chiesa è quando si nasconde. O problema di una chiesa è quando si ferma. Ma la chiesa che nonostante è piccola, e è piccola, è questa chiesa che deve essere rilevante e affrontare i nemici che sono davanti. È questa chiesa che manifesta la gloria del Signore. È questa chiesa che loro diranno: ma quella chiesa lì, a Treviso, in quella struttura, ma voi, sì, siamo la chiesa di... Ma già avete fatto? C'è anche un coro, c'è anche questo. E sempre invito la chiesa a venire qua durante la settimana per vedere le porte che sono sempre aperte, perché c'è sempre attività, ci sono sempre delle persone, e è questa chiesa viva, che è piccola ma deve essere rilevante per manifestare la grandezza e il potere di Dio. Era la chiesa di Filadelfia. Perciò Gesù diceva: avendo poca forza. Quante volte ci siamo sentiti piccoli qua come chiesa? Quante volte? Avendo poca forza. Ma io sono con voi. Io posso avere poca forza, ma se il Signore è con me, mi basta. È il Signore che risolve tutto. Noi come Chiesa abbiamo affrontato una situazione un anno fa. Abbiamo finito, vinto. Era un gigante, sì, finito, distrutto. Verrà un altro gigante, sì, più grande, sì. Io posso ricordare che questo gigante sarà distrutto per il Signore. Nel nome del Signore. E la Chiesa continua a proclamare la gloria e non si ferma. Non importa quali giganti verranno, noi non possiamo perdere l'animo a questo Signore. Io conosco le tue opere. Quando la Chiesa sa di questa chiamata, la Chiesa è una Chiesa vincitrice. Quando la Chiesa ha dubbio della chiamata, si perde. Tu sei sicuro della chiamata che Dio ha messo nel tuo cuore come Chiesa?
Tu sei sicuro che tu devi vivere questa chiamata. La chiesa di Filadelfia aveva una chiamata, perciò che Dio diceva: a te io riconosco le tue opere. Questa chiesa ha una chiamata. Che cosa tu stai facendo con la chiamata? Domenica scorsa abbiamo parlato qua soprattutto per quelli che sono venuti di fuori d'Italia. Tu non sei venuto fuori d'Italia per lavorare. Tu non sei venuto in Italia qua per costruire una casa, per costruire e comprare le macchine. Tu non sei venuto per questo. Tu sei venuto qua per portare la gloria del Signore. È questa la tua chiamata. Ma se tu cominci a inserire la tua chiamata nelle altre cose, tu ti perdi. Tu sarai perso qua in questa nazione. Tu sei venuto qua per una chiamata che il Signore ha inserito nel tuo cuore e obbedisci a questa chiamata. È lì che tu cominci a prosperare come vita, a prosperare in tutte le aree, perché il Signore ti ha dato una chiamata. La chiesa di Filadelfia aveva una chiamata, aveva una certezza di questa chiamata. Puoi venire qua, Goliati, puoi venire qua, o popolo gigante, potete venire, perché con il Signore io ce l'ho l'obbedienza in questa chiamata e vincerò. Quali sono i doni e talenti che Dio ti ha dato? Tu stai usando a opera do Signore? Se tu stai usando, tu cominci a vivere questa chiamata come un vincitore. Se tu non stai usando, tu já está perdendo questa battaglia, non importa se è Goliati o se sarà quel popolo gigante. Tu perderai anche per una piccola situazione, avrai paura. Ma quando eu sono obbediente na chiamata do Signore, e la chiamata é do Signore, sarò vincitore. Saremo sempre Davide davanti a Goliati, saremo sempre davanti a un popolo di gigante, ma è lì che noi dobbiamo affrontare. Perciò che la nostra fiducia dov'è? Nel Signore. È la mia esperienza di fede, è la mia esperienza con il Signore. Questo Dio Padre, questo Dio amico, questo Dio sovrano. Poi venire i giganti. Io sono pronto per affrontare. Io non ho paura. La porta è aperta. Gesù ha aperto la porta. Chi chiuderà? Nessuno. Gesù ha aperto la porta. Dobbiamo entrare e approfittare le opportunità. E tanta volta la gente vede la porta aperta e vede dei giganti, che cosa fa? Ha paura. Ha paura. Noi non possiamo avere paura perché noi conosciamo un Dio grande. A che cosa serve cantare un grande Dio? Qual è stato l'ultimo? Canta. Puoi cantare questo coro qua? Adesso farò un maestro qua davanti. E adesso? È facile cantare, no? Scusa, siamo amici, no, Furio? Benedito sarai all'ospedale. È un intervento, non semplice. Ma in quel momento tu devi cantare quale inno? Questo. Grande sei tu. E è Lui che prenderà cura di te. È un intervento, è un gigante? Ma lì è o grande sei tu che deve dare la pace nel tuo cuore. Quando la mia famiglia sta passando per situazioni difficili, è lì che io devo cantare grande sei tu. E è lì che Dio comincia a fare un miracolo. Quando eu comincio a passare per le situazioni grandi e delicate, non basta cantare qua, grande sei tu. È lì che eu devo vivere questo grande sei tu. La chiesa di Filadelfia era una chiesa benedetta perché riconosceva che grande sei tu. La Chiesa Battista Agape sarà benedetta quando starà vivendo questa esperienza. Grande sei tu. La mancanza di fede è peccato e grave. Dubitare dell'agire di Dio è peccato e grave. Inserire virtù di Dio alle persone è peccato e grave. La minha fiducia è nel Signore e i miei occhi non vedono, ma quelli giganti saranno pascoli. E i miei occhi non vedono, ma Goliat sarà distrutto in quell'esercito. I miei occhi non vedono, ma il Signore farà delle grandi cose. Ecco, io ti do, versetto numero 9, di alcuni della sinagoga di Satana, ai quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Il veritiero è con noi, è questo Gesù con noi, è questa porta aperta con noi. Ma c'erano delle gente intorno a quella chiesa che dubitavano di questo. C'era gente che si andavano perché dubitavano del grande Dio in mezzo a noi. E che cosa Gesù ha detto? Loro torneranno e riconosceranno che io sono in mezzo a voi. E si prostreranno ai tuoi piedi. Perché tu sei stata fedele, chiesa. Tu sei stata fedele, ó chiesa. Perciò tanti verranno lá e diranno, io non immaginavo. E io non posso neanche immaginare quello che Dio può fare con una chiesa obbediente al Signore. Io non posso neanche immaginare, neanche sentire nel cuore, neanche ascoltare quello che Dio vuole fare con questa chiesa che è obbediente alla chiamata do Signore, e Dio farà le grandi cose. Quando i religiosi dubitano di noi, è lì che il cristiano manifesta la fede. Já sentito qualcuno dubitare di quello che noi possiamo fare? Quanta gente dubitano, perché non vive a esperienza com grande sei tu. Non vive a esperienza di affrontare giganti come Goliati, come Giosuè e Caleb. Perché questa gente vive una religiosità, una povertà spirituale e pensano che conoscono e non conoscono ancora la grandezza di Dio. Abbandona la tua religiosità, abbraccia la fede con il Signore e comincia a camminare no soprannaturale di Dio. La piccola Filadelfia, la piccola CBA, la piccola chiesa, è lì che manifesta o potere di Dio. Nós não possiamo dare ascolto a quelli che non vivono un'esperienza di fede con il Signore. Nós não possiamo dare ascolto a quelle persone che dubitano della potenza di Dio in mezzo a noi. Davide non ascoltou gli increduli. Se Davide avesse ascoltato la sua famiglia, gli altri non andava a combattere. Giosuè e Caleb non hanno ascoltato gli altri. Loro credevano nella potenza del Signore perché avevano esperienza di chi era il loro Dio. Quando la gente non crede, Dio non può fare miracoli. Ma quando la gente crede nella potenza di Dio, le grandi cose succederanno. Quanti miracoli abbiamo visto quest'anno? Quanti miracoli! Quante belle cose il Signore ha già fatto. Noi non stiamo parlando di un piccolo Dio. Io conosco un grande Dio che ha fatto delle cose grandi, che io non potevo neanche vedere con i miei occhi. Nella mia ragione era tutto distrutto. Ma nella fede il Signore fa i miracoli. E è questa la Chiesa Battista Agape. Loro Filadelfia viveva di fede. E noi dobbiamo vivere di fede in fede, di miracoli in miracoli, di giganti in giganti, di tribolazioni in tribolazioni, dei problemi in grossi problemi. Ma è lì che si manifesta il miracolo di Dio. O tu pensa che la Chiesa avrà pace su questa terra? No! Se tu stai pregando per avere pace nella Chiesa, preghiera sbagliata. Prega per guerra, per battaglia, ma prega per vittoria e che cresca la tua fede per vincere. È questo che dobbiamo fare. Versetto numero 10. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti di Israele. È interessante qua, come c'è questo gioco di parola. Hai osservato alla mia esortazione alla costanza e io ti proteggerò. Quando noi siamo fedeli al Signore, la protezione percepiamo. Quando noi siamo fedeli al Signore sui valori, la protezione io posso percepire. Come siete stati fedeli, costanti, e io vi proteggerò. Noi vogliamo la protezione del Signore, ma c'è una condizione. La condizione è costanza al Signore. Gli altri piedi possono vacillare, ma io ti proteggerò. Gli altri possono cadere, ma io ti proteggerò. Questa chiesa era benedetta perché era costante, manifestava la fede, non importava le battaglie, e il Signore proteggeva questa chiesa. Noi non possiamo perdere la fede davanti alle difficoltà. È lì, grazie, è lì che c'è il grande Signore. Noi non possiamo perdere questa esperienza con Lui. Se c'è una battaglia, affronta. E lì tu sentirai la protezione del Signore. E finiamo qua, versetto 11. Che cosa ha detto lì, Lohane? A tua frase che tu hai detto prima? Io vengo
eu vengo presto. Tieni fermamente quello che ha detto Marcelo, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno tolga la tua corona. Gruppo, io ti ho scelto. Gruppo musicale, coro, Gesù sta dicendo, io ti ho scelto. Tieni fermamente quello che tu fai. Riccardo, tu che sei nella proiezione, io ti ho scelto. È quello che Gesù sta dicendo. Tieni fermamente. Monique, tu sei lì oggi? Gesù sta dicendo, io ti ho scelto. Tieni fermamente, perché la corona arriva. Tieni fermamente. Dio ti ha scelto. Non è stata una scelta umana. Dio ti ha scelto. E questo Dio che ha scelto questa chiesa qua, non ha scelto l'altro gruppo. Non ha scelto le altre persone. Dio poteva fare l'altra opera con l'altra persona? Sì, ma ha scelto a te. Scelto a te. Tieni fermamente. Tieni fermamente, perché sei stato tu a essere scelto dal Signore. E la corona arriverà. La ricompensa arriverà. Tieni fermamente. E quando tu cominci a manifestare questo e tu cominci a pensare, la responsabilità è mia. La chiamata del Signore è per me. E è questo che io posso tenere. Gesù stava dicendo qua, sudate, combattete. È la tribolazione, ma io ti ho scelto, ti ho chiamato e tieni fermamente. E fermamente significa che cosa? Perché noi possiamo perdere. Tieni fermamente, perché qualcuno vuole rubare quello che ti ho chiamato. Tieni fermamente, perché la pigrizia, perché tante motivazioni di questo mondo, tu puoi perdere questo. Tieni fermamente, perché la corona sta arrivando. Tieni fermamente questa tua chiamata. Chi vinci io porrò come? Che bellissima promessa. Come? Versetto 12. Chi vince, che cosa Gesù farà? Io porrò come? Colonna nel tempio del mio Dio. E dele non uscirà mai più. Che cosa farà con te? Scriverò su di lui il nome del mio Dio. E o nome della città di Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo presso il mio Dio. E che cosa scriverà? Il mio nome. Tieni fermamente. Sia fedele. Chi vince, io porrò come colonna nel tempio. Che cosa simboleggia una colonna in un tempio? Non soltanto simboleggia, che cosa fa una colonna in un tempio? Sostiene. E si diventa una forza. Sostiene. Ma non soltanto sostiene, questa colonna adesso avrà il nome di Dio, il nome della città, il nome di Gesù. Tu puoi immaginare, tu che vinci, sei perseverante, sei costante, hai preso fermamente questa opera, tu sarai una colonna, ma non solo una colonna. Nella tua vita ci sono 2-3 nomi importanti. È una storia. Io vorrei vincere, ma non vorrei combattere. Io vorrei vincere, ma non vorrei gigante. Io vorrei vincere, ma non vorrei Goliati. Non esiste. Io vorrei vincere, ma poi venire qualsiasi combattimento. Per fede nel Signore io vincerò. Perché io tengo fermamente questa chiamata del Signore. E come finisce? Chi ha orecchio? Ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Quando ho letto la storia della Chiesa di Filadelfia mi sono ricordato tantissimo della nostra Chiesa. Piccola, senza forza, ma una Chiesa di fede. Una Chiesa di fede. Io vorrei tanto vedere questa gente qua come colonna che sostiene, che fortifica. Come colonna dove c'è il nome di Dio, della Gerusalemme e di Gesù. Io vorrei vedere questa Chiesa come colonna. Anch'io vorrei essere. Amen, Chiesa? Che la Chiesa Battista Agape possa guardare la Chiesa di Filadelfia e vedere piccola ma forte nel Signore. Senza forza, ma forte nel Signore. È questa Chiesa rilevante. Preghiamo.
Abbiamo cantato Vedo la vittoria, grande sei tu, affrontare i giganti, o grande Dio. Abbiamo cantato, è semplice cantare, ma noi dobbiamo vivere questo. Io vedo la vittoria, io vedo i giganti, ma io vedo soprattutto il grande Dio. Io ce l'ho il grande Dio. A chi vince è quello che battaglia. Oh Padre, grazie. Leggi la storia della Chiesa di Filadelfia, leggi la nostra storia anche. Siamo piccoli, siamo senza forza, ma tu fai delle cose stupende e miracolose. Grazie Signore perché tu hai chiamato ciascuno di noi. Eravamo lì in tante nazioni diverse. Eravamo qui in Italia. Eravamo lì. E tu sei arrivato da noi e hai fatto una chiamata. E siamo qui. Siamo qua d'Italia, siamo qua delle altre nazioni, siamo qua. Senza forza. Ma con la tua presenza, con la tua chiamata, con un veritiero che ha le chiavi per aprire e per chiudere. La porta è aperta, le opportunità ci sono. Io ti ringrazio, Padre, perché tu ci dai sempre delle battaglie grandi per vincere. Ci sono Goliat, ci sono dei popoli grandi, ma è lì che entra la tua potenza, la tua grandezza. È lì che tu fai vedere a questa gente, oh Padre, che tu sei il Dio di questa storia. È lì che la gente vedrà che c'è un Dio che fa dei miracoli, dei soprannaturali. È lì. Ti ringrazio, Padre, perché questa Chiesa avanza. È la tua Chiesa. Perseverante, costante. Grazie, Padre, per la corona della ricompensa. Grazie, Padre, per la promessa di essere colonna. Grazie, Padre, della tua presenza. Grazie della tua chiamata. Grazie, Padre, perché tu mi hai inserito in mezzo a una gente che ti ama e ha una fede in te. Grazie, Padre, perché i miei occhi stanno vedendo le cose che io non potevo neanche immaginare. Grazie, perché tu sei stato Dio della Chiesa di Filadelfia e tu sei il Dio della Chiesa Battista Agape. Grazie, Padre, per la tua potenza, la tua grandezza e il tuo grande amore. Siamo grati a te, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Puoi dire al fratello, a tua sorella, al tuo fianco e dica: tieni fermamente questa tua chiamata, tieni fermamente, con sudore, con fatica, e se serve sudare sangue, non importa, tieni fermamente, e il Signore farà delle grandi cose. Alleluia, Chiesa! Amen. Quale cantico? Con fiducia, ok, confidence. Con fiducia cantiamo, è un momento di offerta, è un momento di decima, è un momento di dimostrare: io credo in questo grande Dio. Perché quante volte pensiamo: io devo controllare questo? No, io devo controllare niente. È il Signore che deve controllare la mia vita. E la parte economica tante volte è la nostra parte debole, ma che noi possiamo in questo momento fare con gioia e con allegria a questo nostro grande Dio. È la nostra responsabilità, è la nostra chiamata. Possiamo stare in piedi, cantiamo questo cantico e adoriamo il nostro Dio? Ok, già vi consegno qua. Possiamo stare in piedi? Cantiamo, adoriamo e facciamo questo momento di offerta. Maialino saranno ancora 2 domeniche qua e dopo saranno aperti e vogliamo inviare in Siria e Venezuela, ok? L'ultima apertura è stato 2.300-400 euro e vediamo quanto che il Signore ci dà di privilegio. Questa piccola chiesa è missionaria in Venezuela con tanti bambini, più di 2.000 bambini che sosteniamo. Questa piccola chiesa è fedele in Siria, dove ci sono tante donne che hanno perso i mariti decapitati per la guerra e noi stiamo sostenendo quante persone lì. È questa piccola chiesa con la fede. Manifestiamo? Adoriamo. 1, 2, 3. Calma, pastore, ok.
avrò, so che il debole farai vincitore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Dio piccolo pastore, tu hai fatto un re, La mia vita io consegno a te, Signore, e insieme a te, senza paura, vittorioso sono nel nome del Signore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Affronterò i giganti con fiducia in te. Perché avere questa forza, questa fede, la fiducia in te. Grazie, Padre, che consacrare tutte le nostre storie, la nostra vita a te è un'esperienza di fede. Che sia per questa Chiesa e per ciascuno di noi. La forza, la fede, la sicurezza è sempre in te. Nel nome di Gesù. Benedici la tua Chiesa. Grazie alla fedeltà del tuo popolo. Arricchisci. Prosperi, Padre, il tuo popolo. Alla tua gloria, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Potete accomodarvi, tranne o coro, potete venire già. Sono gli avvisi. Prossimo sabato, non dimenticare, prossimo sabato avremo qua una grande festa. C'è un matrimonio di Giuliana e di Giovanni Martelletto. E questo sarà una grande festa per noi. Staremo qua celebrando, così la Chiesa tutta è invitata. Sabato alle ore 19, ok? Così sarà un culto qua. Staremo lodando al nostro Dio, staremo ringraziando e vivendo questa festa. Giuliana è arrivata praticamente insieme a me qua in Italia 19 anni fa e adesso si sposa. Ok? Così sabato faremo questa grande celebrazione di questa festa, ok? Gli altri incontri, gruppo di studio, preghiera, potete cercare i vostri pastori, i responsabili. Non dimenticare del campeggio dei ragazzi, adolescenti, giovani, preadolescenti. Se volete offrire qualcosa da mangiare, da bere, sarà un grande appoggio per tutti loro, ok? E dei bambini comincia domani questo campeggio, staremo pregando, ok? E questo è un privilegio per tutti noi, ok? Il coro, ok? Penso degli avvisi sono questo, no? Il coro va a cantare.
Buona domenica a tutti.